Rudy cosa canta? Canta un pezzo molto importante della storia della musica italiana, che è Senza fine di Gino Paoli, un pezzo che gli ho assegnato per vedere come lo reinterpreta e come lo rende suo e attuale. Basta. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine, senza fine. Anna, che dici? Allora, io vorrei che a Luca fosse chiaro che mi farebbe molto piacere cambiare opinione su di te, crescerete e il mio pensiero e la mia volontà è di cambiare idea. Purtroppo non questa volta, perché quello che io ho sentito è un brano che ha 60 anni, meraviglioso, che con questo arrangiamento forse sarà un'assegnazione sbagliata. Prendi nota quando parlo, che ti fa bene, Rudy. Allora, quello che sto cercando di dirti è di spiegarti che, anche se hai provato a rimodernarlo, questa è una canzone che secondo me deve essere cantata così, se no sembra un balserino da Perla Blu, per citare un posto carino. Cosa hai scritto? Sei già pieno di cosa? Di te stesso tanto, perché per dare questa canzone sei pieno proprio di te, di te. Quindi, cos'altro hai scritto? Che dopo una puntata sono già pieno delle tue, diciamo così, perle. Svuotati, io dico quello che Non penso, blu. rispetta quello che penso e Sì. andiamo avanti. Hai Credo che finito, tu abbia Bettinelli? capito, Luca, quello che ti voglio dire. Hai finito, Bettinelli? Ho finito, grazie, sì. Volevo Grazie. chiederti, Anna, parlando di Valzeroni, Sì. quanti sono i pezzi attualmente, tu che sei un po' la regina della musica, quella che la conduce anche quotidianamente, che in questo momento hanno un valzer nell'arrangiamento? Io gli ho chiesto una sua versione, una sua interpretazione, e il fatto che lui abbia scelto un valzer insieme a Senza fine, per esempio, per me è una bella idea. Una versione Scusami, così non c'era. scusami. Bravo, LDA. Allora, l'hai scelto tu questo pezzo? È vero. Questo pezzo l'hai scelto tu o l'hai scelto lui? Questo l'ho scritto io nelle No, questo non l'hai scritto, vabbè, nel 60 L'arrangiamento. l'arrangiamento intendo. l'hai scritto tu. Nei pezzi E un mi bravo piacerebbe professore cantare. dice: guarda, forse non è meglio fare qualcos'altro? No, lo no. facciamo schiantare No. con Senza Sai fine. perché non Bravo, devi fare complimenti, qualcos'altro? Perché a complimenti. me piace così. Bene, solo a te. Oh, anche il gesto. Ah, che signore. Ma che signore sei, accidenti. Hai fatto molto di peggio, Complimenti. Pettinelli, dai, No, su. io evito Posso di dire una dire cosa? parolacce e di fare gesti. Il Sì, gesto io dell'ombrello no. l'hai beccato e hai fatto questa bella figura davanti a tutta Italia. Grazie Rudy Zerbi. Ciao Luca, buon Posso lavoro. dire una cosa? Sì, certo. No, volevo chiedere scusa alla Pettinelli Ma perché perché? questa settimana, i primi 3 giorni dopo quel commento, Ci sta tutto, Luca, ci ci sono sta rimasto tutto. veramente male e quindi Lo so, può darsi lo so, che lo so, quindi lo non so, volevo lo so, risultare maleducato. e capisco di essere mortificato, però sappi che ti rispetto, anche se per il momento non mi piaci. Questo Va è bene, importante. meno Ok, male. Va bene. grazie Luca. Lorella, volevi aggiungere qualcosa? Io voglio dire semplicemente che mi ha stupito. Mi ha stupito Luca perché è riuscito comunque a rispettare un pezzo, insomma, è un pezzone della storia musicale italiana, però gli ha restituito una freschezza che mi è piaciuta. Quindi complimenti. Grazie Quindi mille. maglia confermata? Sì, maglia sì. Grazie. Vediamo, prende la maglia.